Strade e autostrade in tilt per la protesta degli autotrasportatori contro il caro benzina. In Sicilia i prezzi del carburante sono i più alti rispetto alla media nazionale. A Lampedusa, ad esempio, il gasolio supera le 2 euro. In altre città dell'isola il diesel ha superato la soglia di 1,80 euro. Il costo della benzina è ormai insostenibile ed ha scatenato l'ira dei camionisti. E mentre lo sciopero dei tir imperversa in lungo ed in largo in tutta Italia per protestare contro i prezzi stellari del gasolio, l'autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha annunciato di aver chiesto a ben 11 compagnie petrolifere informazioni in merito ai prezzi praticati sul carburante nella regione Sicilia. In particolare, facendo seguito ad una denuncia che è stata presentata dal presidente Lombardo e dall'assessore all'economia Armao, l'antitrust vuole rilevare se, come denunciato dall'assessore regionale, in Sicilia i prezzi della benzina e del gasolio sarebbero molto più elevati che nel resto del paese. Uno dei capisaldi della protesta, infatti, si lega al prezzo maggiorato di fronte all'altissima percentuale di prodotto petrolifero raffinato nell'isola, che si traduce in una vera e propria beffa. Le compagnie, si legge in una nota, dovranno fornire in breve tempo agli uffici dell'antitrust dettagliate informazioni sui prezzi consigliati agli impianti siciliani, su quelli consigliati agli impianti delle regioni del sud e sui prezzi medi nazionali, includendo sia i prezzi per la rete stradale che quelli per la rete autostradale. Intanto sulla protesta dei tir la posizione del Codacons è chiara e netta. L'associazione infatti ha bollato in data odierna lo sciopero come illegale e per questo chiede apertamente che i camionisti vengano precettati anche a causa dei gravi disagi arrecati alla cittadinanza. In più per il Codacons, visto l'accaduto, serve che la commissione di garanzia abbia nella gestione di queste proteste maggiori poteri. Intanto in Sicilia, dopo il blocco dei tir dei giorni scorsi, la situazione sta tornando lentamente alla normalità, sebbene si registrino ancora lunghe code ai distributori di benzina nelle grandi città a partire da Catania e Palermo.